presentazione della festa che ci sarà sabato 19 a Portoviro. Si inaugurerà la piazza San Giusto, piazza completamente rifatta, la presentazione nella conferenza stampa anche di tutti gli artisti che hanno presentato e faranno i murales, però è un'occasione ghiotta per celebrare 25 anni dell'unione di due comuni. E per questo abbiamo due ex sindaci, gli ultimi sindaci di di Contarina e Donada, il sindaco attuale Mauro Veronese e naturalmente il decano dei politici di Portoviro Doriano Mancini. Quanto è stato difficile convincere i cittadini del suo paese a unirli a Donada? Ma fortunatamente non è stato questo il problema, anzi il problema è il contrario. È stato più difficile da parte dei cittadini convincere la politica, tant'è che da quando i cittadini ce l'hanno chiesto di fare la fusione ci abbiamo messo 10 anni come politica per arrivare in fondo e a convincerci noi, e quindi problemi non era questo, era nei fatti ormai una cosa che si respirava, ormai la gente non viveva più queste distinzioni di paese e quindi voglio dire, tutto sommato è stata una passeggiata per noi. Dobbiamo ricordarci che nel 1990-95, il periodo in cui ci siamo dati da fare per l'unificazione, a Portoviro c'erano tutti i 55enni, 60enni, 65enni che erano nati già a Portoviro, in quanto il comune fino al 39 era stato un unico comune. Poi per volere di quel periodo politico strano sono stati divisi, anche perché c'era Adria che aveva paura di diventare più piccola e allora siamo divisi ancora in due comuni. Quindi diciamo che siamo stati facilitati anche da questo. Certo che qualche persona che non voleva che diventasse un comune unico c'era perché il campanilismo non è una cosa da poco. 25 anni di comuni insieme, una crescita esponenziale della città, sicuramente una delle città più vive di tutta la provincia. Qualche rammarico? No. Anzi, voglio dire, credo sia, come dicevo, ho avuto occasione prima di dire in conferenza stampa, è una di quelle cose che credo ci renderà orgogliosi per sempre. Il rammarico no, abbiamo lavorato intensamente, ci abbiamo messo l'anima e devo dire che in relativamente poco tempo siamo riusciti a superare anche quelle che erano le difficoltà burocratiche del fatto che c'erano i due comuni. Cioè, nel giro di un annetto sostanzialmente abbiamo portato alla norma la cosa, quindi no, assolutamente no. Credo che la cosa migliore sia guardare avanti e vedere se si possono aggiungere a questi due ex comuni anche altri comuni limitrofi come Rosolina e Oreo. Perfetto, vi ringraziamo, praticamente voi siete ancora in carica, o sbaglio? Assolutamente sì. Sì, nessuno ci ha ancora sostituiti a Donada e Contarina. Certo che poi c'è stato Gianni Franchi che ha fatto il primo sindaco di Portoviro e che è stato seguito da altri sindaci molto in gamba che hanno portato avanti i programmi che eravamo prefissati e che non hanno tradito assolutamente le aspettative del nostro territorio. Sindaco Mauro Veronese, abbiamo sentito i due ex sindaci di Donada e Contarina, lei ha preso lo scettro e il testimone di questa città che sta crescendo, è cresciuta e ha prospettive di crescere ancora. Quando è stato fatto l'unione dei due comuni, lei era molto giovane, come l'ha vissuto? Io l'ho vissuto come tutte le esperienze in maniera anche un po' entusiasmante, perché insomma pensare che prima abitavi ed eri una realtà più piccolina, il fatto di ampliarti e diventare una città, diventare insomma qualcosa di assolutamente diverso, l'avevo vista in maniera estremamente positiva, anche un po' divertente, ricordo, perché poi c'era stata tutta la parte del referendum, il fatto di alcuni, ero già abbastanza grande da capire chi c'era pro sì e chi pro no, e posso dire che lo stesso entusiasmo di allora
lo vivo anche adesso, nel senso che se qualcuno, anche alcuni dei miei colleghi, magari sindaci in altre città, mi chiedono: ma tu che arrivi da un'esperienza di fusione, perché Portoviro è stata la prima città, all'epoca sì, non eravamo ancora città, però il primo centro a fondersi in Italia, ricordo e la raccomando sempre come un'esperienza assolutamente positiva, assolutamente da consigliare, perché come ho detto anche prima, il fatto di essere anche se la popolazione rimane la stessa, però essere due centri, per quanto vicino, per quanto collaborativi, con un numero di persone, il fatto di aumentare però non è solamente un fatto numerico, è proprio un fatto di maggiori opportunità, perché la città di Portoviro, da quando nel 1995 si è fusa, ha avuto la possibilità di avere innanzitutto anche un contributo economico importante nel corso di 10 anni da parte dello Stato proprio per l'incentivo alla fusione, ma poi proprio una serie di esperienze, anche di opportunità che sicuramente magari ai singoli centri non sarebbero arrivate. E poi insomma siamo diventati la terza città della provincia di Rovigo, e quindi anche questa sarebbe stato un traguardo a cui sicuramente la sola Donada o la sola Contarina non sarebbero arrivati. Doniano Mancin, decano dei politici di Portoviro, sindaco, lei era presente anche politicamente quando c'è stata l'unione 25 anni fa. Un ricordo di quegli anni e soprattutto anche per lei cos'è che è stato importante e cosa forse bisognerebbe ancora fare e non è stato fatto? Bene, io ho la fortuna di poter dire io ero vice sindaco di Contarina, poi col tempo ho fatto il sindaco di Portoviro. Devo dire che è un ricordo bello, importante, soprattutto perché ha portato nel nostro territorio una realtà, una comunità in crescita continua. Questo grazie ai cittadini che hanno votato sì al referendum, e devo dire che ricordo in quegli anni, anche nel 2001, quando io feci la nostra bella domanda per diventare città, ad essere decretati ufficialmente città, e allora era il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ci conferì questo onore di essere una città. Città vuol dire avere prospettive, vuol dire avere qualità, vuol dire guardare avanti anche per i giovani che devono avere prospettive anche di occupazione, di lavoro e di una vita buona nel loro territorio. Dico l'ultima cosa, che ultimamente assieme ad altre persone stiamo lavorando per tentare di fare, ma io la vedo anche una cosa probabile, una grande città che vedremo poi il nome, che dovrebbe mettere assieme Portoviro, Rosolina e Loreo. Sarebbe una città di 25.000 abitanti, conteremmo molto nell'ambito regionale e nazionale e potrebbe dare prospettive molto interessanti agli abitanti di questo territorio. Ringrazio comunque i cittadini, perché noi lavoriamo per i cittadini, ma sono i cittadini poi che decidono il loro futuro. Queste terre sono terre per il futuro e quindi andiamo avanti così.